Oggi è mercoledì 28 luglio 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque, ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 28 luglio 1933 è il giorno del 32esimo compleanno di Rudy Vallee, un noto cantante, musicista, attore e conduttore radiofonico statunitense. Il suo successo inizia grazie alla sua voce calda, molto adatta alla radio. Nel giorno del suo compleanno, una sua fan decide di inviargli i propri auguri utilizzando per la prima volta un nuovo strumento, il telegramma cantato. È la prima volta che il telegramma cantato viene utilizzato concretamente. Prima di allora c'era stata solo una sperimentazione, il 10 febbraio precedente, a New York. È stato inventato da George Hoslin, direttore delle pubbliche relazioni della Western Union. Hoslin aveva concepito questa idea pensando di trasformare la natura del telegramma, abitualmente usato per veicolare velocemente brutte notizie, convinto che fosse un mezzo utilizzabile in maniera divertente. Il telegramma cantato consisteva nell'invio al domicilio del destinatario di una persona perché offrisse una performance artistica. Solo dagli anni 60, con la diffusione del telefono, i telegrammi cantati iniziano stabilmente ad essere recapitati attraverso questo strumento. Nel caso di Vallee, il primo messaggio a lui destinato viene recapitato già attraverso il telefono. A cantargli gli auguri di compleanno, come chiesto dalla fan che aveva commissionato il messaggio, è Lucille Lips, operatrice della Western Union. La società statunitense ha interrotto definitivamente il servizio di telegrammi cantati nel 1974, ma ancora oggi è possibile trovare compagnie che li recapitano telefonicamente o in video, oppure inviano al domicilio del destinatario attori o giocolieri per fare gli auguri tramite performance artistiche dal vivo, che vengono chiamate drammagrammi.